Acqua Alta continua, si prevedono picchi di 140 e 145 tra domani e mercoledì, ma si potrebbe arrivare anche a toccare una punta di 155 centimetri domani, scuole materne chiuse. Autonomia venerdì sarà il D-Day con il governo, l'ha annunciato oggi il governatore Zaia durante la presentazione del libro del costituzionalista Bertolissi. Morto nell'incidente avuto mentre correva a soccorrere un amico che voleva suicidarsi, destino tragico per un 38enne di Cinto Cao Maggiore ausiliario nei Vigili del Fuoco. La formazione dei comuni di Venezia e Mestre non comporta un aumento automatico del biglietto a CTV, il fronte del sì al referendum del 1° dicembre va all'attacco delle previsioni di cambio di tariffa. Consegnati i nuovi treni pop e rock, comodi, veloci e smart, sono pensati per i 180.000 pendolari della regione. Entro il 2023 ci saranno 78 nuovi convogli sui binari. Manifestazione di protesta dei Vigili del Fuoco di tutta la regione oggi a Venezia per denunciare una situazione sempre più difficile. Stasera a Ring, intervista esclusiva a Manuel Bortuzzo, il nuotatore trevigiano rimasto paralizzato dopo l'agguato di Roma. A Trieste tutto pronto per il concerto benefico. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dal dato allarmante dell'acqua alta. Come previsto sta continuando l'acqua alta a Venezia e per i prossimi 2 giorni potrebbe toccare anche una punta massima di 155 centimetri. I dati diffusi dal centro maree del comune indicano la possibilità di maree eccezionali per martedì 12 e mercoledì 13 novembre, con livelli che riportano con la mente a quanto accaduto poco più di un anno fa, quando si è toccato il picco massimo di 156 centimetri. Martedì mattina è previsto un picco di marea di 140 alle 10 di mattina e domani sera alle 11 di sera un picco di marea di 145. Un ulteriore terzo picco è previsto per mercoledì mattina alle 10:30, mercoledì mattina alle 10:30 di 145. Vista la situazione meteorologica altamente dinamica, questi 2 ultimi valori, fa sapere il centro maree, potrebbero essere rivisti in aumento, anche con il superamento della soglia di 155 centimetri. Si prevedono anche precipitazioni diffuse con quantitativi abbondanti di pioggia. A fronte di queste previsioni, dunque, sentita la prefettura, verrà attivato il centro di comando previsto per il piano acqua alta. Stiamo facendo una cabina di regia, ovviamente, che metteremo nel comando dei vigili urbani e seguiremo passo passo e terremo aggiornata tutta la popolazione di quello dell'evoluzione di questi picchi. Un'evoluzione naturalmente tenuta sotto controllo anche dalla prefettura. Dovremmo avere in collegamento in diretta, collegamento telefonico, il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto. Buonasera eccellenza. Buonasera a voi. Grazie per essere con noi. Allora, abbiamo sentito previsioni di marea, quindi di acqua alta eccezionale, con delle contromisure necessarie, dunque addirittura la chiusura di alcune scuole, è così? Sì, questa sera, stando alle informazioni che abbiamo avuto dal centro di previsione delle maree del Comune di Venezia, abbiamo preso la decisione di chiudere le scuole dell'infanzia solo nel centro storico di Venezia, però centro storico e isole, quindi solo le scuole dell'infanzia e solo nel centro storico. Ecco, questo provvedimento solamente per domani, eccellenza, oppure possiamo pensare che anche mercoledì? No, è per domani, martedì e mercoledì, perché le previsioni sono analoghe nelle 2 giornate. Quindi si prevede un'acqua alta di 145 o forse anche di più centimetri, per cui la misura deve essere replicata anche per la giornata di mercoledì. Certamente. Ecco, ci sono altri... ci teniamo a precisare che le scuole sono chiuse al personale didattico, non al personale ATA. Quindi sarebbe improprio parlare di chiusura delle scuole, meglio parlare di chiusura, sospensione dell'attività didattica. Ecco. Certo, signor Prefetto, pensa che saranno necessarie anche altre misure oltre a questa? Allora, intanto abbiamo preso questa perché ci sembrava quella più urgente. Naturalmente assieme al Comune di Venezia abbiamo mobilitato tutti i servizi di pubblica utilità, Enel, Italgas, i gestori della rete idrica, e quindi Veritas. Abbiamo chiesto loro
di predisporre delle squadre di pronto intervento nel caso ci fosse la necessità di fare questi interventi. Avremo anche la disponibilità di mezzi navali aggiuntivi rispetto a quelli del SUEM per le isole di Burano e Pellestrina. Nel caso ci fossero delle situazioni di emergenza siamo in grado di intervenire e di far fronte. Ecco, un'ultima cosa, signor Prefetto, c'è qualche raccomandazione specifica per i cittadini? Ma per i cittadini è quella naturalmente di muoversi solamente se veramente hanno bisogno di muoversi, perché se no rischiano di aggravare la situazione della città. Quindi quelli che devono venire a Venezia, se possono è meglio che scelgano una giornata diversa. Se proprio non possono farne a meno, sanno che troveranno dei servizi non funzionanti o parzialmente funzionanti. Grazie Eccellenza, grazie infinite per questo contributo e buon lavoro naturalmente. Grazie a voi per il vostro lavoro, grazie, buona serata. Grazie dunque a Vittorio Zappalorto, prefetto di Venezia. Seguiremo naturalmente l'evoluzione delle prossime ore. Intanto cambiamo tema, parliamo di autonomia, perché venerdì sarà il D-Day con il governo, come ha annunciato oggi il presidente della regione Luca Zaia. Venerdì sarà il D-Day, come se si può definire così, perché venerdì andremo al Vedo, valuteremo la proposta e faremo le nostre controproposte, dopodiché si capirà se si può andare avanti oppure no. Pochi giorni e da una parte o dall'altra si saprà qualcosa sull'autonomia del Veneto. L'ha dichiarato il governatore Zaia a margine della presentazione del libro del costituzionalista Mario Bertolissi. Non vogliamo far perdere tempo a nessuno e non vogliamo perdere tempo. Se c'è la volontà da parte del governo e del ministro di arrivare all'obiettivo autonomia, noi ci siamo. Proprio per questo venerdì andiamo lì con proposte concrete affinché questa bozza, questa legge quadro sia operativa e non sia come è oggi. Credo che anche dal dibattito che c'è stato stamane sia emerso chiara l'idea che si deve continuare con determinazione. Le questioni sono complesse in sé, ma è il cambio di mentalità che si deve produrre che è l'operazione più difficile, perché ci vuole un cambio. Tanto per dirla in altro modo, bisognerebbe non lasciar marcire i problemi. Intanto Anciveneto ha lanciato il manifesto dei sindaci, un documento che si pone l'obiettivo di ridare ai primi cittadini la dignità che meritano nel rispetto della Costituzione. Un appello alle istituzioni, alle categorie produttive, alle forze sociali, a tutti i cittadini, perché venga riconosciuta nell'interesse generale la piena dignità istituzionale del ruolo delle autonomie locali. I sindaci sono i nostri eroi sul territorio, hanno condiviso e portato avanti la sfida dell'autonomia e penso anche che rappresentano il front office, no? Loro sono al fronte e penso che mai un sindaco in Veneto ha fatto delle proposte perché è una casacca politica, ma una proposta a favore della comunità. Vi stiamo proponendo un sondaggio questa sera, se sia giusto oppure no vietare la bandiera veneta allo stadio. Ci riferiamo naturalmente al caso dell'Euganeo a Padova, dove una bandiera di San Marco è stata fatta rimanere fuori dall'impianto. Naturalmente per esprimere il vostro sì potete digitare lo 0422 162 6691, per il no 0422 162 6690. Come sempre è sufficiente digitare questi numeri e anche se la telefonata dovesse risultarvi in qualche modo occupata, ecco, sarà valido comunque il vostro voto, la vostra espressione. Andiamo alla cronaca con la morte in un incidente stradale avuto mentre correva a soccorrere un amico che voleva togliersi la vita. È il tragico destino toccato a un 38enne di Cinto Caomaggiore che era anche ausiliario nei Vigili del Fuoco. Generoso fino alla fine ma tragicamente sfortunato, Davide Zavattin, 38 anni, di Cinto Caomaggiore, artigiano e vigile del fuoco ausiliario, è morto ieri pomeriggio mentre con un'altra volontaria stava cercando di raggiungere in auto, in tutta fretta, un amico in preda a una profonda depressione, tanto da aver annunciato di volersi togliere la vita.
In via Venezia a Cinto il dramma. Alla guida della macchina, una Volkswagen Passat, c'era la ragazza 25 anni di Summaga di Portogruaro che ha improvvisamente perso il controllo della vettura. L'auto è uscita di strada. Nella carambola la Passat è finita prima nel fossato destro, poi sbattendo contro un terrapieno è tornata in strada e si è infine ribaltata nel fossato sinistro. Il 38enne è morto sul posto, schiacciato nel violento impatto. La ragazza, attiva nella Croce Rossa, è stata trasportata in ospedale in serie condizioni. Nell'intento di soccorrere l'amico che voleva suicidarsi, quindi, è stato lui, Davide, a perdere la vita e il destino ha voluto che fossero i colleghi vigili del fuoco con cui aveva lavorato tra Portogruaro e Bibione a intervenire sul luogo dell'incidente, dove sono arrivati poi i fratelli e la mamma della vittima colta da malore. Sulla morte di Zavatin la procura veneziana aprirà un'inchiesta. A fornire alla magistratura le informazioni necessarie a stabilire l'eventuale responsabilità della guidatrice sarà la polizia locale. L'alta velocità, senza dubbio legata all'emergenza in corso e alla fretta, sarebbe la causa del sinistro. Dalle prime informazioni risulterebbe che l'auto procedesse a oltre 140 km/h. La formazione dei comuni di Venezia e Mestre non comporta un aumento automatico del biglietto ACTV. Il fronte del sì al referendum del 1° di dicembre va all'attacco delle previsioni di cambio tariffa. Che con la formazione dei comuni di Venezia e Mestre aumenterebbero i biglietti ACTV è per il fronte del sì al referendum del 1° dicembre un'affermazione falsa. Il cambio di tariffazione, già paventato in campagna elettorale dagli assessori comunali Zuina e Boraso, è diventato uno dei fronti di battaglia più accesi dall'uscita di una comunicazione ufficiale in tal senso della VM, la partecipata del comune che comprende anche ACTV, di cui ora gli autonomisti chiedono conto. ACTV fa questa previsione, secondo noi è una previsione anche che va fuori, diciamo, le proprie responsabilità, perché è un'azienda che deve fare trasporto pubblico, non certo le previsioni di un referendum. Secondo noi è un'azione fatta per far sì che ci spaventi il cittadino su una questione molto delicata che è quella del costo del biglietto. È una cosa falsa a nostro avviso, perché le decisioni avverranno una volta che gli amministratori saranno del Comune di Venezia e quelli di Mestre decideranno quali sono le proprie tariffe. Sebastiano Costalonga, sindacalista esperto del trasporto pubblico, ricorda poi il caso di Cavallino Treporti. Si è staccato dal Comune di Venezia nel 1999, ma il biglietto costa ancora €1,50. Per trovare accordi tra enti e società diverse nel ramo trasporti pubblici, poi, conclude, non occorre andare lontano. La MOM di Treviso, che è appunto l'azienda che fa bus trasporto locale, ha fatto un accordo con Trenitalia, dove con lo stesso biglietto una persona sale nel treno, scende e prende il bus, sempre con lo stesso biglietto, quindi sono accordi che vengono fatti tra le parti. Tra l'altro la Regione Veneto spinge tutti i comuni, tutte le aziende a fare il biglietto famoso unico. E il biglietto unico è perché appunto una persona si può muovere all'interno della regione con lo stesso biglietto dove vuole. Quindi è veramente un falso problema quello che sta nascendo con il discorso del referendum, della separazione, che viene cavalcato dai vari personaggi che sono per il no. Nuova manifestazione regionale mercoledì a Venezia contro la riforma Ater. Tra i condomini c'è anche chi non riesce a pagare più l'affitto. Continua la protesta dei condomini Ater per la legge regionale che ha cambiato i parametri di accesso e permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Quello che si è formato a Venezia, nella calle che porta a Palazzo Ferrofini, è solo un'anticipazione della manifestazione annunciata per mercoledì sempre davanti al Consiglio regionale. Mi hanno aumentato l'affitto. Di quanto? Di €180. Su quanto? Su 300 e qualcosa, mi hanno portato quasi a 500. E in più ho dei problemi a casa che si trascinano da anni e non vengono risolti, perché loro ogni volta che chiamo mi rispondono. Che problemi? Infiltrazioni di pioggia, che quando piove mi viene giù dal soffitto. Io non arrivo più a fine mese, io devo toccare quei pochi risparmi che ho per poter andare avanti, anche perché ho dei figli, devo aiutare anche i figli economicamente, ci sono tante sfaccettature che comunque non riguardano solo l'affitto, no, naturalmente. L'innalzamento del tetto ISEE da 20 a 30.000 euro non viene considerato dai manifestanti una modifica sufficiente. Considerare qual è l'indicatore di ricchezza. Molto spesso vengono considerati delle
piccoli accumuli di, tra virgolette, ricchezza come patrimoni, TFR, risarcimenti danni, che non sono assolutamente congrui per poter definire se una persona ha il diritto o meno di stare in una casa. Per cui noi chiediamo l'abrogazione anche della considerazione di quegli elementi. La lotta ai furbetti dell'edilizia pubblica si poteva condurre benissimo con la Guardia di Finanza, aggiungono altri. Secondo chi contesta la riforma Ater, esistono molte altre questioni che si sarebbero dovute affrontare prima o in modo diverso. Non affrontare per esempio il problema che in questa regione molta gente affitta case ad altissimi prezzi ai turisti sul momento, magari in nero, quelli sono furbetti, non la gente che ha bisogno di un tetto sulla testa per campare. Ci fermiamo ora per qualche istante, rimanete con noi, molte altre notizie da Venezia. Sì. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, di nuovo in diretta per parlare della manifestazione di protesta dei Vigili del Fuoco di tutta la regione che si è svolta oggi nel capoluogo lagunare per denunciare una situazione sempre più difficile. Amati dai cittadini ma umiliati dallo Stato. La frase che si legge in uno degli striscioni usati durante la manifestazione regionale di protesta dei Vigili del Fuoco a Venezia suona ancora più amara a pochi giorni dalla tragedia di Alessandria in cui hanno perso la vita 3 loro colleghi. Ma è da tempo che dal Veneto si leva la denuncia di un corpo sotto organico, anche pesantemente, e con mezzi obsoleti in dotazione. Diciamo che la carenza in percentuale si attesta sul 14% per quel che riguarda il Veneto, ed è una delle più elevate per l'Italia del Nord. Per farne un esempio, quotidianamente noi dobbiamo garantire il soccorso pubblico alla popolazione di capoluoghi importanti come Vicenza, Padova. A Vicenza con 9-10 persone sui camion, a Padova siamo sui 13. Una carenza di organico, sostengono i manifestanti, che unita ad automezzi vecchi di 20 o 30 anni mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini e degli stessi vigili del fuoco. La situazione è difficile anche a Venezia, dove anche per un principio di incendio intervengono entrambe le squadre in servizio. Nel momento in cui intervengono 2 squadre, noi abbiamo la necessità che da Mestre, la seconda partenza per i siti di Piazzale Roma, con il mezzo terrestre, che nell'eventualità di un altro intervento, come è già successo, intervengono, andiamo a prendere con un'altra imbarcazione appena è disponibile, preleva la squadra di Mestre e andiamo a fare l'ennesimo intervento. Ma è capitato che ci si trovasse nella situazione estrema in cui effettivamente non ci sono più uomini per intervenire? È successo 3 incendi e fortunatamente siamo riusciti a coprirli tutti. Una delegazione del sindacato autonomo Vigili del Fuoco Conapo è stata ricevuta sia in prefettura che in regione. L'anno scorso è stata stipulata una convenzione tra regione e Vigili del Fuoco e anche nel 2020 saranno stanziati 540.000 euro. Ma la manifestazione si rivolge anche alla politica nazionale, come per la questione dell'equiparazione economica con le altre forze di polizia. E alla stazione, sempre di Venezia, sono stati presentati invece i nuovi treni del trasporto regionale per pendolari. Lo slogan è "la musica sta cambiando", quindi penso proprio che l'attenzione nei confronti dei pendolari che Trenitalia sta avendo negli ultimi anni sia assolutamente un cambio di passo rispetto a tempo fa, e lo si vede anche da tante piccole attenzioni, tanti piccoli particolari che ci sono su questi treni. Li hanno ribattezzati pop e rock come i generi musicali. I 2 nuovi treni arrivati alla stazione Santa Lucia fanno parte di una flotta di 78 nuovi convogli che rinnoveranno il parco mezzi per i pendolari. A Venezia sono stati presentati i primi esemplari di un rilancio del trasporto regionale da parte di Trenitalia, per la quale era presente la D. Orazio Iacono, in cui spicca anche il Leone di San Marco. Treni nuovi e un accordo da 1 miliardo di euro con Trenitalia, che ringrazio, ma anche l'opportunità per dire di trattarli bene. Sono treni smart, sono treni che hanno wifi, che hanno posti per i disabili, che hanno fasciatoi per i bimbi, sono treni innovativi. I cittadini li vedranno viaggiandoci in questi treni. Ricordo anche che ci rivolgiamo a 180.000 pendolari ogni giorno. Il comfort è eccezionale anche da un punto di vista di videosorveglianza, tutte le telecamere, i particolari, la connessione wifi, piuttosto che le ricariche per i cellulari in ogni sedile, piuttosto che i posti bici con relative ricariche per le biciclette elettriche, quindi sicuramente sono dei treni al passo con il tempo. Rock è il nuovo treno regionale a doppio piano e ad alta capacità di trasporto, a 4, 5 o 6 casse, può raggiungere 160 km all'ora e ospitare circa 1.400 persone, con oltre 700 sedute nella composizione più lunga.
POP è il nuovo treno a monopiano e media capacità di trasporto, a 3 o 4 casse con 4 motori di trazione. Viaggerà ad una velocità massima di 160 km. ROC verrà messo sostanzialmente sulla Venezia-Verona, comunque funzionerà come treno veloce anche grazie alla sua capienza. Invece per quanto riguarda il POP verrà messo delle tratte Venezia-Treviso piuttosto che Venezia-Rovigo, adesso dovremmo decidere. E super settimana per l'Umana Reyer che ha portato a casa ben 2 vittorie con grande soddisfazione di coach De Raffaele. Intanto vi ricordo questa sera subito dopo i nostri telegiornali a 20:10 si parlerà ancora di autonomia di Venezia e Mestre. In studio ci saranno Gianangelo Bellati, presidente del Movimento Venezia Autonoma, e il professor Stefano Zecchi. E invece, lo avete sentito, il tema del nostro sondaggio, se ne riparlerà questa sera al Ring, bandiera del Veneto vietata. Ne parliamo a partire dalle 21:15 su Antenna 3, dalla manovra di governo l'autonomia, dalla bandiera vietata allo stadio, al processo Veneto Banca. Alle 22:30 sarà con noi Manuel Bortuzzo, il nuotatore trevigiano ferito da un colpo di pistola lo scorso febbraio. In studio Stefano Fracasso del Partito Democratico, Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle, Massimiliano Barison di Veneti Uniti, Giampaolo Ballardi della Lega, e poi dalle 22:30 protagonista sarà Manuel Bortuzzo. E poi sempre durante Ring i risultati del sondaggio che vi abbiamo lanciato relativo al divieto d'ingresso di una bandiera veneta allo stadio Euganeo di Padova. È tutto, grazie per averci seguiti. Allora attenzione alle previsioni del tempo per domani, a cui vi lascio, vi auguro una buona serata, arrivederci. Bentrovati al meteo. Una perturbazione tiene in ostaggio il nostro territorio, maltempo, neve in montagna e venti sostenuti. Vediamo dunque il dettaglio di martedì 12 novembre. Sul Veneto condizioni di tempo molto instabile con precipitazioni diffuse e anche intense. Attenzione perché i quantitativi di pioggia saranno localmente consistenti. Prevista marea molto sostenuta a Venezia fino a 130 cm, quota neve sui 1200-1500 metri sulle Dolomiti, poi significativamente in calo. Temperature stazionarie minime tra 6 e 11 gradi, massime tra 8 e 13 gradi. Tempo perturbato anche sul Friuli Venezia Giulia, con temporali un po' dappertutto e non si escludono anche dei fenomeni intensi. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 12 e i 14 gradi circa. Poche novità sul Trentino Alto Adige, rovesci e precipitazioni temporalesche un po' ovunque, localmente anche abbondanti. Temperature minime tra 4 e 5 gradi, massime sugli 8 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.